Con un primo colpo di pala simbolico è stato dato avvio all'estensione dell'invaso di Montebello Vicentino, una delle opere che la Regione Veneto ha pianificato dopo l'alluvione del 2010 per difendere i territori dal rischio idraulico, in questo caso per contenere le piene dei fiumi Agnoguà e del torrente Chiampo. Un piano, quello regionale, del valore di quasi 3 miliardi di euro. Qui ne verranno investiti quasi 22 milioni. Fa parte del nostro piano che è diventato un modello nazionale. Io adesso prenderò il treno, andrò a Roma, domani c'è un convegno importante con 3 ministri e probabilmente la Presidente del Consiglio, dove mi hanno invitato per rappresentare il modello veneto di difesa del suolo. Questo ne è un esempio. Qui siamo all'interno del bacino di laminazione di Montebello, che esiste già da parecchi anni e che è in grado di invasare circa 6 milioni di metri cubi d'acqua per evitare che arrivino verso valle. Con una estensione di circa 17 ettari, il bacino potrà passare dal contenere 6 milioni a 9 milioni di metri cubi d'acqua in un luogo di interconnessione strategico a cavallo dei due corsi d'acqua. Un potenziamento di una struttura a difesa non solo di Vicenza, ma anche di alcuni territori nelle province di Verona e Padova. È una cosa importantissima, abbiamo visto com'è cambiato il clima in questi ultimi anni e quindi aver avuto una visione così importante da parte della Regione, che è una visione consolidata nel tempo, abbiamo visto i lavori già fatti anche all'interno della provincia di Vicenza, quindi è un lavoro che va ad aiutare i paesi a valle, che tra l'altro ho trovato anche i sindaci che tanto ci hanno ringraziato, e quindi c'è solidarietà tra i vari paesi, quindi un'opera importantissima che aiuterà proprio la gestione di questi cambiamenti climatici, soprattutto con questi eventi estremi che capitano sempre più spesso. I lavori sono già partiti ci vorranno un paio d'anni, se non ci sono intoppi, per il primo stralcio, che è il più importante e più grosso, e poi dopo altri 2 anni per il secondo e il terzo stralcio.